Rigassificatore di Zaule, il no di Roma non è ancora definitivo. Veniamo ora a un altro progetto che vede la Slovenia interessata alla valutazione dell'impatto ambientale transfrontaliero. L'iter autorizzativo del progetto del rigassificatore firmato Gas Natural previsto a Zaule non è concluso. Una doccia fredda non solo per gli enti locali e per Lubiana che si erano espressi contro il progetto, ma anche per i cittadini che in questo momento delicato temono che un rigassificatore a Trieste possa diventare un obiettivo per i terroristi. Silvia Stern. La notizia, trapelata quasi in sordina dagli uffici romani, è rimbombata a Trieste con un gran frastuono. Il decreto di revoca della VIA, la valutazione di impatto ambientale del rigassificatore di Zaule, non è mai scattato. Questo significa che la partita firmata Gas Natural resta aperta. Come aperta resta la possibilità di una maxi causa da parte della multinazionale spagnola per danni, nel caso in cui il progetto non dovesse prendere forma. Gli enti locali si sono mobilitati e hanno ribadito il loro no all'unanimità. Io in qualche modo anche rappresento tutti i comuni del nostro territorio e la nostra ferma contrarietà. Altrettanto ovviamente è stato confermato anche dal nuovo presidente dell'autorità portuale che abbiamo appunto incontrato ufficialmente ieri. Credo che oltretutto una contrapposizione a quello che è il parere del territorio non sarebbe ben accetta. Secondo fonti romane, la colpa di una mancata chiusura della partita sarebbe da attribuire alle motivazioni troppo deboli illustrate dall'autorità portuale di Trieste per dire no all'impianto. La presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, punta piuttosto il dito sulla giunta precedente, che in un primo momento si era espressa favorevolmente al rigassificatore. Per i cittadini invece sarebbe la regione ora a dover intervenire. La regione cosa sta a fare? Perché potrebbe benissimo integrare questa documentazione, implementando con le questioni ambientali e anche di sicurezza, visto che i problemi che troviamo giornalmente, ISIS, terrorismo, stanno aumentando. Come comitato noi prima di tutto chiederemo un incontro con il nuovo commissario dell'autorità portuale per capire anche qual è la situazione del piano regolatore del porto, che se contempla o meno il rigassificatore. Poi un incontro con la Presidente Serracchiani. Riteniamo che vi sia un'incompatibilità tra il porto e il rigassificatore, quindi l'intesa per quanto ci riguarda, e ovviamente motiveremo perché questo avvenga, noi non intendiamo darla. Ovviamente ci muoviamo in un contesto nel quale, ahimè, molto è già stato fatto. Su una cosa gli enti locali sono d'accordo: in questa fase delicata l'ago della bilancia potrebbe essere proprio la posizione che verrà espressa dalla Slovenia.